un Gesù che nasce nella piazza dell'antico borgo contadino di Fagagna in Friuli Venezia Giulia, con Maria che lo stringe a sé, accanto il pesante gilet in lana Giuseppe, l'asino e i frutti della terra, gli animali della fattoria, ma anche una tartaruga, vezzo e firma del presepista. È la terra contadina che ospita la nascita del bambino in un'ambientazione di primo Novecento dove tutto racconta una civiltà che è stata la base di quella che viviamo adesso. Il pozzo, il granaio, la stalla, la donna che sbatte il guanciale, l'uomo che cucina le caldarroste e poi dalla finestra la donna che cuce e quella che impasta il pane. In lontananza il maiale, pronto per la festa. Un presepe realizzato dai mastri presepisti di San Daniele del Friuli, curato nell'allestimento da Nicolò Celegato, fra Giambo Scalabrin e dai presepisti dell'Arcella. Un momento di sosta all'interno della Basilica del Santo che ci invita a guardare e ascoltare. Io credo che sostare davanti al presepio sia sempre un momento di incanto che ci fa sospendere un po' il ritmo quotidiano, che ci permette di prenderci una pausa di meditazione, di preghiera, anche di ascolto di ciò che ci accade dinanzi agli occhi. A volte ascoltiamo più con gli occhi che con gli orecchi, proprio attraverso tutto ciò che ci viene donato nella vita di ogni giorno. Il presepio è intessuto proprio di questa quotidianità, però viva e resa viva dalla presenza del Signore. L'umanità tutta si stringe al bambinello, nato povero ma ricco d'amore, così come si nasceva nei paesi un secolo fa. E allora con la creazione alziamo l'inno di lode, gloria a Dio e pace in terra agli uomini.